Allegri ha sempre detto a marzo vedremo quando arriveranno i cavalli, si vedono a fine corsa, a marzo sarà un altro campionato. A marzo si è visto un altro campionato. Napoli e Como pareggiano e quindi il Como resta sempre lì, il Napoli cerca di blindare il secondo posto e l'accesso alla Champions. Quello che secondo me mi preoccupa un pochino di più, e intanto è tornato Fernando, eccolo qui, la squadra, no, nel frattempo siamo andati avanti. Sì. La squadra che in realtà, come ho scritto, mi preoccupa di più al momento è il Milan, perché io onestamente mi pare che stia crollando proprio. E vi aggiungo provocatoriamente, il Milan sembra che stia crollando e per me sta crollando anche tardi, perché io l'avevo previsto un po' di tempo prima. Il Milan sta crollando, ma sta crollando anche meritatamente, ma non per i tifosi milanisti, ma a me mi fa piacere. Perché Allegri ha sempre detto a marzo vedremo quando arriveranno i cavalli, si vedono a fine corsa, a marzo sarà un altro campionato. A marzo si è visto un altro campionato. Cavallo e zuppo però. Cavallo si è zuppata. Il Milan rischia parecchio, ma sai perché rischia? Ti faccio classifica alla mano. L'Atalanta sta a 55, la Lazio sta a 51. La prossima partita è Milan-Atalanta. L'Atalanta deve blindare il settimo posto perché se la Lazio non dovesse vincere la Coppa Italia, l'Atalanta almeno va in Conference League. Quindi l'Atalanta se la gioca quella partita. Non è finito il campionato per l'Atalanta e il Milan se perde rischia di essere superata dalla Juventus che va contro il Lecce, se non sbaglio, che è quasi salvo dopo la sconfitta della Cremonese, e rischia di essere appaiata dalla Roma che va contro il Parma. Il Milan rischia tantissimo, tanto. Poi mettici oltre le partite, i risultati, mettici anche le prestazioni. Cioè hai i giocatori avanti e il parco attaccanti del Milan sulla carta: Gimenez, Fulkrug, Leao, Pulisic, Kunku. Sulla carta sono forti. Bravissimo, hai messo sono forti. Ora dobbiamo mettere la Roma a 64 perché è finita 4-0 contro la Fiorentina. Sì, esatto. Il Milan rischia come non mai, e attenzione al Como perché le ultime 3 partite del Como sono facili, oddio, poi abbiamo visto che Verona ha dato l'anima nel pareggio contro la Juventus, quindi nessuna partita è mai facile, ma sulla carta il Como ha il calendario più abbordabile e la Juve anche rischia, perché la Juve secondo me la partita che rischia di più è la prossima. No, credo che il Lecce si deve salvare e loro vanno a Lecce. Non è una partita semplice. Cioè, no. Se comunque pareggi in casa col Verona, vuol dire che tu vai a Lecce e non è una partita semplice. Però ho visto un po' la partita della Juventus e rispetto a quella del Milan. La Juventus comunque veramente la porta era stregata. Cioè veramente Montipò ha fatto i miracoli. Il Milan non è arrivato, a parte il fatto proprio mentale, Tomori che si fa espellere al 24esimo, Berardi che segna al quinto, il cambio di Allegri che toglie Nkunku per far entrare Atekame. Cioè tu quella partita devi, pure se stai a 10 la devi azzannare. Tu togli un attaccante per mettere un difensore, quindi anche scelte secondo me scellerate di Allegri, continua il suo essere difensivista, che è completamente diverso rispetto a Conte, che la gente poi dice Conte e Allegri. Il Milan per me ad oggi, se va a Bergamo, no, gioca a Milano, se gioca a Milano contro l'Atalanta e perde, le ultime 2 le rischia tantissimo, anche per un discorso psicologico. Cioè, vabbè, calcola che se il Milan perde con l'Atalanta e la Roma vince col Parma, già sono a pari punti. È quello che dicevo prima. Allora, sulla carta mettiamo caso Juventus vince contro il Lecce e Roma vince contro il Parma, ok? Perché ci può stare. Se il Milan dovesse perdere, la Juventus la scavalca e la Roma la appaia a pari punti. Sì, tu che un mese e mezzo fa eri l'antagonista dell'Inter con lo scudetto. Sì. Cioè... No, vabbè, ma... Io ancora non so come Allegri venga considerato
un top allenatore, vi dico la verità, perché Allegri ha dimostrato di riuscire a vincere solo nel momento in cui ha la squadra per vincere, cioè ha la squadra più forte del campionato, che era la Juve, la prima Juve di Allegri. Poi sicuramente con i suoi metodi è arrivato anche a fare 2 finali di Champions League, e su questo nessuno glielo leva. Però nel momento in cui tu gli dai una squadra, ecco, vedi la differenza tra Conte e Allegri, secondo me è che comunque Conte, pur avendo una mentalità un po' più difensivista rispetto ad altri allenatori, ma comunque riesce a, come si dice, ad aumentare, tra virgolette, il livello della squadra. Cioè, se una squadra vale 7, lui la fa valere 9. Ecco perché con il Napoli l'anno scorso vince lo scudetto, ecco perché quest'anno vince Supercoppa e arriva secondo. Allegri nel secondo mandato Juventus e ora con il Milan sta dimostrando che se gli dai una squadra che vale 6, lui 6 te la fa rimanere, non riesce a fartela overperformare. Il problema però è che secondo me il Milan non è una squadra da 6. Cioè, io se prendo i titolari del Milan, non è possibile che se non gioca Modric, a parte che non capisco perché se non gioca Modric non gioca Ricci, ma fanno giocare quelli Yashari, che a me Ricci per esempio col Torino mi piaceva tantissimo. Bravissimo. Pare Poi che gli Poi ce la italiani non mandiamo, possono poi ci giocare in Natale. lamentiamo. Ah? No, poi ci lamentiamo degli italiani che non No, giocano. vabbè, ma per me sono veramente, ci sono alcune cose inspiegabili, così come Leao non deve giocare da seconda punta, non deve giocare da punta, cioè lo devi mettere largo, devi giocare largo. Non so perché si è ingrippato che vuole giocare con la difesa a 3. Ecco, è quello che voleva arrivare. Secondo te, già il fatto di questo, no, è una squadra che non ha mai giocato, cioè non può giocare con una difesa a 3, o quantomeno non ha i giocatori per giocare con un attacco a 2. Non puoi giocare con Leao Pulisic. Devi mettere la punta e tieni Leao e Pulisic laterali. Ha sempre giocato così il Milan. Cioè non dà, infatti non mi ricordo in quale partita, poi ha cambiato modulo, ha giocato con una difesa a 4 e il Milan ha giocato meglio. Ma lui gioca a 3 perché si deve coprire. Perché lui deve partire in contropiede, perciò mette Leao, che poi Leao per quanto mi riguarda secondo me è anche lontano da Milano quest'anno, questa sarà stata la sua ultima stagione Ma guarda, io rossonero. spero, io da Si una somiglia parte, con Cruno. io da una parte spero di C'è no, stato scemo perché caso Picchu. Leao per me, io prima che iniziassimo questo canale, quando parlavo con i miei colleghi tifosi del Milan, ho sempre detto che per me era più un handicap Leao che Teo Hernandez. Fortunatamente il Milan ha venduto Teo Hernandez e si è tenuto Leao. Però Leao, pure quando lo volevano paragonare a Kvara, poi si è visto alla fine Kvara chi è, Leao chi è. Però ripeto, cioè, il Milan nell'ultimo mese e mezzo, vedo, perché dopo la vittoria nel derby con l'Inter ha perso con noi, ha perso con la Lazio, ha perso con il Sassuolo, forse ha vinto solo con Torino e Verona nelle ultime 6 partite, se non ricordo male, sono 6, perché poi c'è stato lo 0-0 con la Juve. Il problema è che il Milan, anche quando riesce a chissà come a trovare il gol dell'1-0, allora è possibile anche che non la perda la partita, ma se non segna il Milan fa bruttissime figure, a differenza invece di una Juve che da quando è arrivato Spalletti gioca, domina, e poi anche un po' per sfortuna, un po' perché fino a 2 giornate fa non aveva un attaccante di ruolo, non riusciva a vincere partite, anche col Verona. È inspiegabile che la Juve non sia riuscita a vincere, perché la Juve l'ha stradominata quella partita. Sono quelle partite dove fai un errore e lo paghi, e se tiri 10 volte in porta e non segni mai. Quante partite abbiamo visto? Sì. Però io per esempio, se la live scorsa, 2 live fa, io ero più preoccupato per quanto riguarda la Juve che per il Milan, perché la Juve è in formissima e ha ritrovato anche Vlahovic, che secondo me con Spalletti farà veramente tante belle cose. Sempre se rinnova. Ma chi so piglia Andrea a 12 milioni all'anno? Cioè,
Ma dipende sempre se cioè, sono d'accordo, chi suo piglia, può essere pure che lui non rinnova con la Juventus e si abbassa l'ingaggio con un'altra società. Ma Ad oggi potrebbe fare la stessa cosa con la Juve, però. sì, sono Capito? d'accordo, ma sempre se vuole Lui sta rimanere andando a in Torino. scadenza, lui sta andando in scadenza perché estate scorsa non ha voluto rinnovare a cifre più basse. Ma io spero, ma sai, io su Vlahovic ci ho sempre sperato, nel senso che per me è un giocatore che Vincenzo molte volte l'ha sempre detto, ha sempre sbagliato il passaggio da Fiorentina a Juventus, doveva fare il passaggio intermedio. Però guarda, perché... però scusami se ti interrompo, guarda caso, chi era l'allenatore della Juve quando Vlahovic ha fatto il passaggio Fiorentina-Juve? Allegri, sì, Gli Allegri, attaccanti del Milan quest'anno che cosa stanno facendo? schifo. Ma questo è chiaro, ma tra l'altro soprattutto, e questa è una cosa che io critico sempre, a prescindere dal fatto che poi anche secondo me Vlahovic è un grande attaccante e che ha ancora la possibilità di riprendersi. Il problema, oltre all'allenatore, la squadra e tutto, è la testa, è lo stesso discorso di Leao, per me. E io critico sempre il passaggio di un attaccante che sta facendo bene a un'altra a fare il salto da una squadra media a una squadra di alta classifica a gennaio. Cioè, per me a gennaio non lo devi fare mai. Questo è il mio personalissimo punto di vista, è molto soggettiva la cosa. A gennaio non si fa mai quel salto perché è facile che ti va male. Vedi anche, viene un nome a caso, vedi Piontek per esempio, uguale, no? Fece i fossi a terra col Genoa, passò a gennaio al Milan e morto Piontek. Sarà un Milan problema. No, vabbè, nel caso Vlahovic passò alla Juventus. Però al di là di questo, secondo me spesso è la testa, e io sono d'accordo con Fernando, in realtà l'ho detto anche io prima, sia lui sia Leao, per quello che stanno dimostrando a livello mentale, secondo me non possono andare da nessuna parte, ma perché secondo me non possono andare da nessuna parte all'estero, al massimo possono cambiare in Italia, all'estero secondo me non si è più nessuno. Ma a me Vlahovic, l'unica squadra che forse quest'estate se lo può prendere, secondo me, è il Barcellona, se è vero quello del fatto che Lewandowski va via. Ma la vedo proprio... Sì, raga, ma stiamo parlando, vedi, io questa è la cosa brutta dell'Italia tendenzialmente. Cioè, stiamo parlando comunque di un giocatore fenomenale, un campione clamoroso, ma ad esempio 40 anni tena però. Cioè, Sì, vabbè, però noi in questo momento come calcio italiano vince questo ci possiamo permettere, purtroppo. No, ma assolutamente. Ma dico intanto salutiamo tutti i ragazzi. Daniele, purtroppo non possiamo aggiornare la grafica, sappiamo benissimo che la Roma sta a 64. Beh, a me per esempio mi facesse piacere che la Roma viene in Champions League e il Milan va in Europa League, ti dico la ma verità. al momento se io ti devo dare, oltre il Napoli, che secondo me sta relativamente tranquillo, se ti devo dire una squadra che sicuramente va in Champions, ovviamente io ti dico proprio la Roma, a parte le battute. Io non lo so perché è il derby, ragazzi, è il derby. Ragazzi, sicuramente Sarri è un fenomeno sotto tanti punti di vista. Per come però sta combinando a livello di formazione anche la Lazio ultimamente, che c'ha la finale di Coppa Italia la Lazio, attenzione. No, ma sì, però il derby è una partita a sé. Andrea, la Roma ce l'ha in casa il derby. Secondo me a Roma la Lazio fa in mano come Piero. C'era in casa, è un derby, cioè, nel senso è la partita in generale, proprio il derby Roma-Lazio è una partita a sé che lo stato delle squadre non conta un cazzo, cioè nel senso che per me quella partita lì, se la Roma la porta a casa, io vi sto dicendo che se dovessi puntare €1 punto sulla Roma, io questo sto dicendo. Poi sì, c'è il derby, c'è comunque Parma e Verona. Per me sarà un mio personalissimo, diciamo, punto di vista. La Juve a Lecce rischia, poi vedremo come va. Come il Milan con l'Atalanta in casa lo stesso già rischia sostanzialmente. Anche per un punto di vista, io parlo anche di una questione mentale proprio che stanno vivendo, diciamo, queste squadre. La Roma è quella che mentalmente sta meglio. Il Como, secondo me, non vuole andare in Champions League. Probabile, anche se il calendario del Como è quello più facile di tutte e quattro. È vero, però diciamo segnatevela sta cosa, ci saranno degli inciampi strani secondo me del Como.
potrebbero esserci degli inciampi strani, anche se comunque deve giocare contro una retrocessa e contro una probabile retrocessa, che è la Cremonese che ha perso oggi in casa con la Lazio. E mi ripeto, cioè secondo me molto cambierà con la prossima. È una polemica, sono d'accordo, perché anche la Juventus ha il derby all'ultima e la Fiorentina poi è sentita contro la Juventus e la Fiorentina gioca in casa a Firenze. Non si faranno prendere altre la Juve a Torino hai ragione, a Torino. Però non credo che la Fiorentina e i Viola si facciano prendere un'altra volta a pallonate come hanno fatto con la Roma. Quello che cambierà secondo me sarà la partita Milan-Atalanta, perché se il Milan stecca quella partita, anche per un discorso psicologico come dicevi tu, quella ti fa cambiare tutto. Però il Milan non deve perderla quella partita, perché anche no, se la perde. No, ma assolutamente. Ma pure se la pareggia, va un punto sopra. Va un punto sopra, sempre mettendo caso che la Juventus vinca e la Roma vinca. La Juventus va a 68, la Milan va a 68 e la Roma va a 67. Sì. Cioè... e se dovesse vincere il Como 65, spettacolo. Ma infatti io vi dico che per me, cioè per noi è fondamentale vincere la partita in casa col Bologna. Sì, assolutamente. Se non la vinci, ma vai a finire proprio in da paure, capi come? Perché tu poi stai là, perché tu poi 70-71, le altre 68 che ti stanno vicino. Poi è vero che hai Pisa e Udinese, nel senso che comunque 2 partite abbordabili, soprattutto perché in trasferta c'è il Pisa, in casa c'è l'Udinese, comunque l'ultima giornata, Udinese già salva, se la viene a giocare la partita, perché contro il Napoli comunque se la giocano tutte anche fino alla fine. Però diciamo che il Napoli se vince... A te ad oggi servono 4 punti. Parliamo di Milan, Juve, come Roma. Vabbè, a te ad oggi servono 4 punti sul Milan. No, scusami, sulla Roma. Ti servono 4 punti. Mettiamo che il Pisa dai, perché se no veramente e un punto fra Bologna e Udinese lo fai. Quindi io credo, non dico che l'abbiamo quasi blindata, però su, voglio essere realista e positivo. Mamma mia, la canzoncina della Conference League quanto è brutta. Addirittura in conference voi e ne esageriamo. Allora facciamo un piccolo gioco prima poi di cambiare argomento. Facciamo che chiaramente, a parte l'Inter che ha vinto il campionato, diciamo le 3 che andranno in Champions oltre l'Inter, così di getto sostanzialmente, e inizia Fernando. No, bastardo che sei. Io ti dico Napoli, Juve e Roma. Andrea? Te lo dico pure io, Napoli, Juve, Roma. E anche secondo me saranno Napoli, Juve e Roma. E la Juve ci va per il rotto della cuffia. Anche se, no, secondo me, però posso dire una cosa, comunque, secondo me Milan-Atalanta è la classica partita allegriana, Può essere. Ma sicuro. Poi, il problema non è ad oggi, però il problema non è tanto il modulo di Allegri e come gioca Allegri, è proprio a Capri Equatur. E manca Modric, che è l'unico che ha le palle là in mezzo. No, comunque vi dico, poi Fernando, tifoso del Napoli, io spero in un bel Napoli como Roma in Champions League. Sarebbe un grande smacco. Tipo abbiamo parlato di Vlahovic prima, a me se Vlahovic rimane nella Juve e poi fa fine Milik mi farebbe tantissimo piacere. Vedo che stiamo volando sostanzialmente. Pur bella, a fine Higuain, hai visto la fotografia di Higuain, quella creata con
Ma vai quando è uscita quella con l'intelligenza artificiale, per me ha detto un maronna, mi cago combinato. No, quando l'ho vista GT passate Fernando. Che lei alla fine che facci, Andrea? Effettivamente è una polemica, diciamo, comunque non ha tutti i torti, il Milan non riesce a fare 3 punti e tosta. In realtà secondo me Napoli, cioè secondo noi sì, ne servono chiaramente più di 3. In realtà, come stiamo dicendo, secondo noi passa molto tutto la partita con l'Atalanta. Se il Milan semplicemente non perde con l'Atalanta, allora probabilmente rischia pesante. No, sì, ma sì, infatti... non è aggiornata la grafica, naturalmente. Esatto, stavo rispondendo io, perché Sì, comunque io penso che la prossima la Roma la vince, perché tanto il Parma si è salvato, quindi No, così, ma poi anche c'è sulle ali male, non è male. dell'entusiasmo di una lotta Champions ritrovata, la Roma va. È fondamentale per la Roma vincere la prossima. In realtà è fondamentale per tutte la Juve, ci sta niente da fare. No, ti ho detto, ma anche se pareggia il Milan, guarda che non è... Cioè, il Milan deve vincerla contro l'Atalanta, perché se pareggia e la Juventus e Roma vincono, vanno 68, 68, 67. Sì, no, ma assolutamente, anche secondo me deve vincerla. Ma il Milan dovrebbe vincere con l'Atalanta proprio per riprendersi in generale, perché viene da un periodo clamorosamente... Perché poi le altre due, Genoa e Cagliari, già sono salve, bene o male, anche se sono salve, ma ti dico, è l'unica facile forse che è il Milan, facile sempre tra virgolette, il Cagliari in casa all'ultima, perché Genoa comunque deve andare lì a Marassi. Deve andare a Marassi e c'è un certo Danilino De Rossi. Cioè dico, ci sono sempre cazzi per diciamo quando si va a Marassi, lo sappiamo bene.